Ennesimo dramma della montagna ha costato la vita a Federico Giubilato, che ha trovato la morte travolto da una slavina mentre si trovava con un gruppo di amici in Tirolo, nelle Zillertal. Freerider, ingegnere meccanico con smisurata passione per la montagna e per gli sport estremi, avrebbe compiuto 42 anni proprio questo 30 marzo. Viveva con la famiglia in via Dante Alighieri a San Giuseppe di Cassola, dove aveva allestito anche il suo studio di consulenza. Oggi la casa è blindata in un silenzio ridolore. Quella che doveva essere una giornata spensierata di sport si è trasformata in una tragedia. La valanga ha preso alla sprovvista il gruppo, Giubilato e un amico sono stati ricoperti dalla neve. L'amico, seppur ferito, è riuscito a uscire mentre gli altri hanno dato l'allarme tentando di estrarre il 42enne dalla neve, ma quando i sanitari sono arrivati per lui non c'era più nulla da fare. Nelle scorse ore è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'ingegnere per capire cosa possa averne procurato il decesso. Un duro, durissimo colpo per la famiglia e per gli amici, perché Federico Giubilato non avrebbe mai lasciato nulla al caso. Per quanto amasse le sfide, lo faceva sempre con estrema attenzione, quasi un ossimoro esistenziale. Innamorato di una montagna, come commenta la presidente della sezione CAI di Bassano, che mai potrà garantire la sicurezza al 100%, a maggior ragione in questi ultimi tempi. Tra le meraviglie della natura sicuramente la neve è una di quelle più attrattive. Per gli amanti della montagna è impossibile dopo una copiosa nevicata non correre per farsi una bella sciata o fare una bella escursione sulla neve, insomma, quindi è proprio la voglia di andare anche che non ti fa a volte pensare che magari può anche capitare qualcosa, però se si pensa sempre a questo non si farebbe mai niente, insomma, ecco.